Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura è di Ivano La Greca, 39 anni, DJ originario di Lipari, il corpo ritrovato nella zona costiera dell'isola. Dell'uomo non si avevano più notizie dal 12 ottobre, quando era stato visto per l'ultima volta a Marina Corta. Le ricerche coordinate dai carabinieri si sono concluse con il ritrovamento grazie al supporto dei vigili del fuoco, che hanno individuato il punto in cui si trovava la salma. La Cassazione ha confermato l'arresto di Maria Concetta Rina, figlia del boss Totò Rina, respingendo il ricorso della difesa e rendendo esecutiva la misura cautelare in carcere per estorsione aggravata. Secondo la procura di Firenze avrebbe minacciato due imprenditori toscani ottenendo denaro e una cesta di prodotti. Nell'inchiesta è coinvolto anche il marito, già detenuto per truffa. Polemica dopo il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Siracusa di un undicenne intossicato da cocaina. Il deputato Antoniozzi parla di caso inaccettabile, mentre l'ASP replica spiegando che si è trattato di un evento eccezionale gestito in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria nel pieno rispetto del paziente. E ci spostiamo a Catania, dove un 72enne è stato picchiato e minacciato di morte dalla moglie 53enne per motivi di gelosia. L'uomo, trovato ferito e con i vestiti insanguinati, ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito con calci e pugni e di essere stato quasi strangolato. La donna di origini straniere è stata arrestata. È in chiusura in arrivo 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia, lo ha annunciato il presidente della regione Renato Schifani, spiegando che tra i progetti sostenuti ci sarà anche una pellicola su Biagio Conte. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!